eccoci qui, ritornati in diretta radiofonica. Ci siamo collegati con l'avvocato Mauro Sandri, avvocato diciamo che non ha piegato la fronte nel momento buio del periodo che abbiamo passato. Ci ragguaglierà in merito appunto alla commissione parlamentare Covid. Avremo modo di sentire da lui le novità e anche delle buone notizie. Poi in primis vorrei ringraziare Rosanna, perché grazie anche a lei è stato possibile fare questo collegamento. La registrazione poi verrà postata sul canale Telegram La Forza dell'Amore e anche sul canale YouTube La Forza dell'Amore, coordinato appunto e grazie anche ai lavori di Gianni Marso. Bene, avvocato, ci sente? Siamo pronto? Buongiorno, sì, buongiorno. Perfetto, i livelli sono buoni, ecco, è quello che mi interessa. A tutti gli ascoltatori. Bene, allora, è un argomento interessante perché dopo questo periodo buio, per forza di cose, qualcosa, un po' di luce bisogna vedere. Ma certamente la commissione parlamentare è stata un'istituzione estremamente importante, perché non va dimenticato che l'Italia è stata il paese target della creazione dell'emergenza sanitaria mondiale. È qui che è nata la presunta diffusione del virus in tutta Europa e praticamente in tutto il mondo. Fino al febbraio del 2020 era stato raccontato che il virus fosse confinato in Cina. Il primo paese che rivela all'Europa e al mondo la fuoriuscita di questo virus rispetto al paese orientale è proprio l'Italia. Quindi, al di là di qualsiasi considerazione su quello che sta avvenendo ad esempio negli Stati Uniti, e poi ne parleremo magari dopo, quello che rileva è l'indagine che è svolta in questo momento proprio nel paese che ha dato origine a questa narrativa, quindi vi è un'importanza specifica, peculiare e molto spiccata della indagine che viene svolta. E non dimentichiamo che il nostro paese è l'unico in Europa ad aver avuto la forza e il coraggio di cercare di indagare su quel periodo oscuro. I nostri paesi europei confinanti, la Francia, la Germania, l'Austria, ma anche la Spagna, l'Inghilterra, non hanno avuto la stessa capacità di ripensare a quella narrativa, e questo è un elemento che va assolutamente valorizzato. Noi siamo stati il paese target della invenzione della pandemia, siamo però anche il paese che ha forse reagito, anzi sicuramente reagito con più forza al tentativo di seppellire la verità. Quindi questa commissione, qualsiasi esito abbia, poi ne parleremo, e qualsiasi funzione possa svolgere, ha comunque un valore estremamente importante, che segnala come il popolo italiano, spesso considerato forse il più conformista, in realtà è anche quello che ha avuto la forza politica di ribellarsi al seppellimento della verità, unitamente a quello che sta avvenendo ovviamente anche negli Stati Uniti. Che cosa è già emerso in commissione? I lavori si stanno protraendo da oltre 2 anni. I focus sono stati numerosi, ma 2 elementi di rilevanza straordinaria sono già emersi. Uno, gli obblighi vaccinali che il Parlamento aveva votato sono stati violati dal governo Draghi Speranza, perché
questi due soggetti hanno imposto vaccini che non svolgevano la funzione voluta dal legislatore. Si è trattato di una vera e propria truffa, come io ho documentato nel mio intervento alla Commissione parlamentare del 17 marzo di quest'anno. Speranza ha fatto un'operazione che per certi versi in uno stato normale avrebbe dovuto portare immediatamente al suo arresto, perché ha favorito le case farmaceutiche produttrici di vaccini Covid-19 che non svolgevano la funzione che voleva il legislatore, che era quella di fermare la diffusione del virus. Ha giocato sull'ignoranza scientifica tutti i parlamentari, i quali hanno creduto fino alla Commissione parlamentare che il virus SARS-CoV-2 fosse la stessa cosa della malattia Covid-19. La Commissione ha fatto emergere che questa fandonia scientifica, questa confusione scientifica tra l'agente virale che è il SARS e la malattia che è la Covid abbia determinato proprio questa truffa, perché tale è stata, di consentire l'utilizzo di vaccini, diciamo con un termine latino noi giuristi, alio pro alio, cioè per una funzione rispetto ad un'altra. È una verità importantissima quella che è emersa. Perché? Perché ha delle ricadute, o dovrebbe avere delle ricadute, su tutte le cause in corso che riguardano tutti coloro che non si sono vaccinati. Tutte le persone che non si sono vaccinate non hanno disobbedito alla legge. Ha disobbedito alla legge chi ha imposto un vaccino che non era quello che la legge prevedeva. Questo è il paradigma che dobbiamo cominciare a divulgare in maniera chiarissima e che è emerso non solo in Commissione parlamentare, era già emerso anche prima, come io appunto ho documentato, cioè già il 29 marzo del 2021, quindi 3 giorni prima dell'approvazione dell'obbligo vaccinale per i sanitari, il Comitato Tecnico Scientifico aveva detto che quei vaccini anti-Covid non svolgevano la funzione anti-SARS. Quindi non è vero quello che si dice, ma la funzione anticontagio si è capito che non funzionava dopo che era stato approvato la legge. Non è assolutamente vero. Era già stato accertato, già in sede sperimentale del resto, che i vaccini anti-Covid non svolgevano la funzione anti-SARS. Draghi e Speranza hanno fatto un'operazione di canalizzazione di denaro pubblico in tasche di aziende private in maniera fraudolenta. Questo è quello che è già emerso e questo è il primo punto. Il secondo punto che è emerso, che è uno degli elementi essenziali del mio lavoro di questi anni, è un altro, vale a dire quello della falsificazione dei tamponi. Tutti parlano dell'imprecisione dei tamponi, tutti se ne parla, si dice che l'urgenza non consentiva di formulare dei test specifici di loro precisione, ma quello che è emerso dai lavori della Commissione è che nessun tampone utilizzato nel nostro paese era stato validato come efficace ed affidabile e nessun tampone pertanto avrebbe potuto essere utilizzato, perché c'erano norme specifiche che obbligavano i laboratori del nostro paese a utilizzare solo dispositivi, solo tamponi che fossero stati validati dall'Istituto Nazionale Malattie Lazzaro Spallanzani. Lo Spallanzani omette un atto di ufficio, quindi commette un reato, e non valida alcun dispositivo. Quindi nei nasi degli italiani sono finiti dei cotton fioc che, oltre a provocare lesioni al setto nasale, non si sa se fossero effettivamente capaci di
efficaci per rilevare questo virus, una circostanza abnorme, incredibile per certi versi, e che non è dovuta a semplice negligenza, ma è dovuta alla commissione di un reato. Ed allora, se nessun tampone ha mai dimostrato di essere efficace per la diagnostica, come si fa a sostenere che vi fosse la diffusione del virus quando questa è la risultante di un reato? Perché questo è il punto essenziale, cioè continuare a sostenere che il virus SARS-CoV-2 circolasse nel nostro paese significa utilizzare fonti di reato. Questo è il punto essenziale. Quindi non vi era necessità alcuna, e qui si chiude il cerchio, non vi era necessità alcuna di imporre obblighi vaccinali, qualsiasi essi fossero, perché la circolazione del virus derivava dalla falsificazione dell'utilizzo dei tamponi. A ciò si aggiunga è stato sostenuto un obbligo vaccinale con vaccini che non svolgevano quella funzione che il legislatore voleva. Siamo di fronte ad un quadro, ed è quello che è emerso dalla Commissione parlamentare, di illegalità globale, che dovrebbe determinare ovviamente l'inizio di azioni sia penali che civili di responsabilità nei confronti di tutti coloro che hanno avuto parte in questa alterazione della verità medico-scientifico-statistica. E vorrei fermarmi qui, magari per non essere troppo No, prolisso, anzi tutt'altro, anzi io sono ancora maggiormente rammaricato per ciò che è successo, specialmente per il distanziamento e l'allontanamento dai ragazzi dalla scuola, cioè gli hanno rubato una parte della gioventù a questi hanno ragazzi. Hanno compromesso il diritto alla salute, attenzione, hanno commesso un'operazione di una gravità inaudita, inventando con reati, ripeto, gravi, una pandemia inesistente, hanno di fatto leso poi la salute personale di tutti i cittadini italiani, in particolare dei minori, ma hanno anche compromesso gran parte dell'economia nazionale per anni, perché noi ci stiamo riprendendo adesso dalle conseguenze di quegli sciagurati lockdown parziali e totali che poi aveva varato il governo Conte, che ha fatto il primo tragitto di illegalità, perché il primo tragitto di illegalità è stato quello di imporre dei lockdown in assenza totale dei presupposti per poterlo imporre. Ecco, quello che io tengo molto a ribadire è che la battaglia che io sto conducendo anche in commissione parlamentare, perché sono uno dei consulenti del medico che si occupa per conto del partito di maggioranza relativa di questa problematica. Ecco, quello che vorrei che fosse ben chiaro è che il lavoro che stiamo svolgendo è un lavoro strettamente scientifico, e quello che vorrei ribaltare è proprio il paradigma, cioè chi ha aderito alla idea dell'esistenza di questa circolazione del virus e si è vaccinato, purtroppo non ha aderito alla scienza come gli hanno fatto credere, ma è parte di una credulità popolare. Quindi capisco che sia difficile il risveglio e complesso, però sì. Chi si è vaccinato ha avuto null'altro se non una parte in una grande truffa che ha confuso scienza e credulità popolare. E questo è anche il motivo per cui è difficile che le persone facciano autocritica, perché chiaramente dovrebbero mettere in gioco poi la loro stessa intelligenza, in senso latino, cioè quanto hanno capito di quello che stava accadendo. Hanno capito poco, purtroppo. Lei pensi che si sono fatti iniettare nel corpo una sostanza che nemmeno chi la iniettava sapeva che cosa contenesse.
E cosa poi ha quello che è portato? accaduto. Certo. Poi, circostanza che ha portato ad effetti avversi. In ciascuna famiglia di vaccinati si è verificato un fatto anomalo. Questo è se i vaccinati, coloro che si sono vaccinati, io ho tantissimi amici che si sono vaccinati, ma se fossero e analizzassero in maniera serena, pacata e obiettiva quello che è accaduto, in nessuna famiglia di persone che si sono vaccinate non c'è stato un evento avverso, piccolo o grande che sia. Questa è la realtà. Hanno saputo giocare bene con la paura. Vaccinato hanno creato i presupposti con una campagna di massa. Non dimentichiamo che i giornali sono stati corrotti, hanno avuto contributi a fondo perduto per decine di milioni di euro per raccontare falsi. Questo è il fatto. Cioè, noi dimentichiamo che il governo Conte e il governo Draghi hanno finanziato i mezzi di informazione a condizione che raccontassero che c'era la necessità di vaccinarsi. La vaccinazione ed emergenza nazionale sono stati lo spostamento di denaro pubblico in tasche private più ingente in epoca di pace che sia mai avvenuto. Stiamo parlando di centinaia di miliardi di soldi nostri che invece che andare per le scuole, per la sanità, per il verde, certo. sono finite nelle tasche di industrie private. Soldi pubblici, il più grande spostamento di denaro pubblico. Lei consideri e considerino gli ascoltatori che i fatturati delle industrie farmaceutiche fatte con i soldi con i nostri soldi pubblici sono superiori a quelli dell''ndrangheta, della mafia e della camorra messi insieme. In tutte le loro attività criminali, che siano prostituzione, spaccio di droga, importazione di manodopera clandestina, se mettiamo insieme tutti i fatturati di queste associazioni criminali, sono come fatturati inferiori al denaro pubblico che è stato spostato con questi mezzi fraudolenti che abbiamo già descritto in tasche private. Cioè le industrie farmaceutiche, le industrie di produttori di tamponi private, che sono tutte estere tra l'altro, non c'è neanche una italiana, sono state gratificate di denaro pubblico in misura talmente elevata da non avere un paragone nella realtà economica di qualsiasi paese in tempo di pace. Ecco. E nessun magistrato è andato a indagare? Ecco, è quello che stavo per chiedere. Questo è il problema. È chiaro che anche la magistratura è allineata ad un potere che ha dimostrato, e qui ci avventuriamo in un altro campo, un potere che ha dimostrato di essere talmente forte da far sì che non venisse fuori nemmeno un falcone, nemmeno un borsellino. Tutti i magistrati per ora sono esenti dallo svolgere la loro funzione, cioè non indagano. Di fronte a queste prove che sono schiaccianti della falsificazione della diagnostica, di fronte alle prove che un ministro e un presidente del Consiglio hanno imposto un vaccino che non era quello che il Parlamento voleva, come io ho spiegato bene in commissione io ho detto esattamente questo: voi parlamentari siete stati presi in giro dal governo, perché questo è il punto essenziale. Tutti gli italiani sono stati presi in giro dal governo, si sono inoculati un vaccino che non era quello che era obbligatorio per legge. Cioè, siamo arrivati a degli estremi di illegalità. Sì, dobbiamo dire anche che io ho combattuto contro tanti poteri forti, contro banche, contro stati sovrani, contro assicurazioni. Ho veramente un potere così forte, tale da limitare anche
la capacità, la volontà della magistratura di indagare non l'ho mai trovato, e questo è anche un elemento che io vorrei introdurre, perché purtroppo spesso molte persone rimproverano, anche noi avvocati che ci battiamo, di non riuscire ad essere tempestivi, ma noi dobbiamo studiare. Quello che è accaduto è di una dimensione e di una gravità e di una forza che non ha eguali nella storia probabilmente degli ultimi 200 anni. Cioè il rapporto tra cittadino e potere pubblico non era mai arrivato fino al punto che il potere pubblico si intrufolasse nella vita del privato fino ad attentare alla sua stessa esistenza, perché questi vaccini, che non hanno avuto nessuna sperimentazione effettiva a livello adeguato, tant'è che poi insomma avrebbe dovuto prolungarsi fino al 2027, sono stati iniettati nei corpi di tutti i cittadini italiani. Cioè a ciascuno di essi è stato fatto un attentato alla sua vita. Questo, capite bene che per arrivare ad un risultato di questo genere, con la premessa che vi ho detto, vale a dire che quei vaccini che sono stati iniettati non erano quelli che il Parlamento voleva che si iniettassero. Qui diciamo c'è anche una responsabilità da parte di personale medico che ha appoggiato e anzi ha dato un'occasione in più ai nostri politici di portare avanti questa narrazione, perché se i medici, anche lì, se l'ordine dei medici, ma anche lì è stato... Ottimo, bravissimo, questo è un elemento cardine, cioè la possibilità di pervenire a questa grande truffa ai danni della salute individuale e pubblica si è potuta realizzare è perché l'ordine dei medici, fondamentalmente quello nazionale ma anche tutti i medici locali, non hanno reagito e sono stati anzi cinghie di trasmissione della manipolazione del governo ai danni del Parlamento. Quindi questo sicuramente è uno degli elementi che noi stiamo valorizzando, perché l'ordine nazionale dei medici e tutti gli ordini locali, invece che obbedire all'unico vero potere a cui avrebbero dovuto rispondere, cioè quello del Parlamento, che è il potere di tutti i cittadini, si sono appiattiti sulla truffa del governo, che ha fatto inoculare un vaccino diverso da quello che avrebbe dovuto essere inoculato. È chiaro che in una situazione di normalità della legge anche gli ordini dovrebbero essere indagati, perché se ci fossero delle responsabilità adeguati, se avessero rispettato la scienza e la medicina, avrebbero dovuto opporsi immediatamente all'utilizzo dei vaccini anti-Covid per la funzione anti-SARS. Ma voi pensate solo questo: quando un poveretto andava lì e si faceva inoculare questi vaccini, firmava un consenso in cui c'era scritto espressamente che quei vaccini svolgevano la funzione di prevenzione dei sintomi della malattia, attenzione, non fermavano il contagio. È come, faccio un esempio banale ma per far comprendere la follia di quello che è accaduto, che non è follia, attenzione, piano strategico. C'è un piano ben preciso. Certamente, pianificato di far realizzare fatturati ingenti ad industrie private. Poi parleremo anche di quali sono, dell'importanza di questo elemento. Ma nel momento in cui i soggetti andavano ad un hub vaccinale, firmavano un consenso per la funzione di prevenzione della malattia. Ma come? La legge prevedeva che quel vaccino dovesse fermare il contagio, sarebbe come se come se ci fosse un obbligo di prendersi un VVC. Cioè il VVC che cosa fa? Ti ferma i sintomi del raffreddore,
poi lo devi prendere ogni settimana, ogni mese, eccetera. La stessa cosa sono stati questi vaccini. Ma il VVC non è che ti ferma il fatto che tu il raffreddore lo puoi trasmettere a qualchedun altro. E questi vaccini hanno avuto, a mio parere non hanno avuto nemmeno questa funzione, ma tutt'al più hanno avuto la funzione di fermare temporaneamente la possibilità che qualche soggetto avesse i sintomi, ma non hanno fermato i contagi, tanto è vero che le punte dei contagi più elevate sono arrivate in corrispondenza con il massimo della vaccinazione. Questo dicono i dati veri, non quelli sì, perché poi le tabelle al Ministero della Salute ci sono. C'è difficoltà esatto. andare a reperirle, ma ci sono. Chi vuole può raffrontare, vedere i grafici, vedere gli andamenti. Esattamente. Quindi, però, a pensare male a volte ci si azzecca, diceva. Ma non è, qui ormai non è più un pensiero. Per fortuna, ripeto, questa commissione tanto bistrattata, ma ripeto l'unica in tutto il mondo insieme a quella degli Stati Uniti, quindi attenzione alle critiche, perché ci sono critiche anche di persone che in realtà giocano in campo avverso. Bisogna stare attentissimi, perché anche nel nostro ambiente e nell'ambiente di chi si è opposto alla vaccinazione girano idee che sono quelle che i nostri avversari vogliono che circolino. L'Italia, insieme agli Stati Uniti, è l'unico paese che ha istituito una commissione di inchiesta. Quindi di cosa stiamo parlando? Questa è un'operazione meritoria che va puntellata e va amplificata, non va depotenziata, perché si fa il gioco di chi non vuole che si accerti. Ecco, vorrei dire se è possibile ancora vorrei fare un'ulteriore precisazione. La Commissione ha un potere di indagine, rispetto al quale poi può trasmettere gli atti alla magistratura perché questa indagine. Non ha un potere di indagine penale propria, non può esercitare l'azione penale. Quindi quello che rileva è poi a un certo punto quello che farà la magistratura o che non sta facendo, perché molto del materiale che è dentro alla Commissione l'avevo già inserito nelle migliaia di cause che ho in corso. Io difendo persone sospese dal lavoro per non essersi vaccinata da Trapani a Bolzano. Difendo in 94 tribunali diversi. In 94 tribunali io ho già seminato tutte queste prove, la prova della falsificazione della vaccinazione, la prova della falsificazione della diagnostica. Per ora un solo giudice del lavoro ha trasmesso gli atti alla procura perché indaghi. Speriamo che almeno quel giudice abbia quella funzione di rompere questo muro di omertà che la magistratura ha imposto e che ovviamente bisognerà capire perché è avvenuto e sta avvenendo un fenomeno assurdo per cui l'organo costituzionalmente delegato ad indagare non indaga, perché anche l'organo che dovrebbe svolgere la sua funzione non la svolge. Lo Spallanzani non ha fatto la verifica della veridicità della diagnostica. L'Istituto Superiore di Sanità non ha fatto le verifiche che avrebbe dovuto fare. Il Ministero non le ha fatte. La Protezione Civile non ha fatto nulla di quello che avrebbe dovuto effettivamente fare, anzi ha fatto l'esatto contrario di quello che la legge prevedeva. Nessun organo sanitario del nostro paese e anche politico ha svolto la funzione che avrebbe dovuto svolgere. Non la svolge nemmeno la magistratura, che rimane inerte. È evidente che il quadro di illegalità è talmente vasto che i lavori di questa commissione hanno però un'autorevolezza per poterlo disintegrare, cioè se questa commissione arriva, come
è auspicabile, come sta avvenendo, questo è il messaggio positivo che voglio mandare, la Commissione sta lavorando alacremente per dimostrare che ci sono state delle malversazioni gravissime ed è già arrivata al punto di provarle. Non parliamo dello scandalo delle mascherine, che è stato veramente vergognoso, perché sono state anche lì appalti di miliardi per pezzi di stoffa del tutto inefficaci e da presa in giro totale proprio, veramente. Ci auguriamo che c'era un paragone che calzava perfetto per le mascherine e per il virus. È come mettere la rete della porta di calcio e fermare le zanzare. Esattamente. Quindi... E questo è esattamente quello che è stato fatto nel concreto. Poi è chiaro che la realtà romanzata che è stata raccontata è appunto un romanzo. La verità è stata che abbiamo assistito al fenomeno di corruzione trasversale più imponente dalla storia della nascita della Repubblica d'oggi. Questa è la verità, non romanzata. E quindi noi che abbiamo intercettato fin da subito delle anomalie in tutta questa storia, per noi è ovviamente una questione che sapevamo già, in fondo per noi non c'è nulla di nuovo. Quello che è importante e che la Commissione sta facendo ed è rilevante è cercare di aprire gli occhi a quel 80-90% di persone che ha creduto effettivamente che accadesse qualcosa di gravissimo, quando non accadeva assolutamente nulla, se non l'errore, perché qui facciamo un'altra valutazione su quello che è accaduto, perché ci sono stati, c'è stato a un certo punto in un mese un eccesso di mortalità. Ecco, anche questo è motivo che se tu sbagli diagnostica e non curi le persone per la malattia che hanno veramente, ma inventi una malattia che non esiste in quel momento e curi quelle persone per una malattia inesistente mentre non le curi per la malattia che hanno effettivamente, è chiaro che le porti alla morte. E di danni da vaccino ce ne sono tantissimi. A parte quelli poi che sono i danni da vaccino dovuti al fatto che è successa una cosa che ha dell'incredibile, cioè di fronte ad un farmaco che viene impropriamente chiamato vaccino, ma chiamiamolo vaccino, che è nuovo perché per la prima volta ha l'ambizione di entrare dentro le cellule, attenzione, questo è un vaccino mRNA, quindi per la prima volta un vaccino ha l'ambizione di entrarti dentro ad una cellula, ma voglio dire, se c'è un farmaco che ha questo potere così straordinario, ma è chiaro che devi fare una sorveglianza attiva, cioè devi tu accertare tutte le volte che c'è un evento avverso se quell'evento avverso è legato al vaccino. Invece che cosa è stato fatto? È stata fatta la sorveglianza passiva, vale a dire chi stava male avrebbe dovuto non andare dal proprio medico di base che era stato educato a dire che i vaccini fanno sempre bene e non sono responsabili di nulla, avrebbe potuto alternativamente di sua iniziativa entrare dentro un programma telematico e compilare tutta una serie di passaggi incomprensibili. È stato fatto volutamente, anche certo. volutamente assurda. Voi pensate a una persona anziana che si trova ma anche una persona giovane, voglio dire, che si trova a 10.000 impegni, ha difficoltà magari anche ad accedere a questi mezzi informatici, eccetera. Ecco, anche la brutalità di quello che è stato fatto si segnala anche in questo episodio, in questo segmento, cioè invece che
trovarsi di fronte ad uno Stato che ha cura dei suoi cittadini in maniera corretta, vale a dire va a vedere lui con i suoi mezzi che ha potenti, se ci sono degli effetti avversi, rovescia la logica e va a chiedere ai cittadini di essere loro a dire guarda che mi è capitato questo, di fronte, ripeto, ad una sostanza genica che ha l'ambizione per la prima volta di entrare dentro alla cellula, quindi E aprire un bel vaso di Pandora. È un bel vaso di Pandora, ma soprattutto è un ulteriore segmento che dimostra come lo Stato, come soprattutto il governo, che è l'organo esecutivo, abbia agito esclusivamente contro i cittadini e per agevolare quel trasbordo di denaro enorme dalle tasche dei contribuenti alle aziende private, perché se si fosse fatta una sorveglianza attiva si sarebbe visto che gli effetti avversi dei vaccini erano numerosissimi, si sarebbe immediatamente sospesa la vaccinazione e non sarebbe stato portato denaro pubblico in tasche private, ma non si voleva questo, si voleva che continuasse ad essere effettuato il flusso di denaro da tasche, dal denaro pubblico verso tasche private. Questo è il progetto e questo è un progetto che si è pienamente realizzato. E d'altronde la nostra sovranità questa grande corruzione, questa grande corruzione deve essere disvelata, e quello che in commissione si sta cercando di fare è proprio questo, cioè dimostrare che quella vaccinazione non era necessaria perché il virus non circolava in quelle dimensioni e il mezzo che è stato utilizzato non era utile comunque per raggiungere quella finalità. Questi sono i due capisaldi essenziali che stanno emergendo. Poi ci sono ovviamente tutte le altre problematiche, vale a dire quelle del denaro speso in mascherine inutili, in scafandri che fanno ridere, pensiamo ai 300 milioni dei banchi di scuola, con le rotelle finiti al macero, cioè quando si esamina quel periodo bisogna capire che è stato un periodo criminale in cui una gang di soggetti ha preso in mano il potere sanitario e politico e ha agito come qualsiasi gang. Qual è la caratteristica delle gang? Quelle di dimostrare paura, le baby gang di Maranza che girano, no? Cioè seminano il terrore e con il terrore hanno lucro. Ecco, io vorrei solo aggiungere una cosa che presumo che sia fondamentale per chi ascolta queste cose. Noi italiani non vogliamo vendetta, noi vogliamo solamente giustizia, che è quella che ci permetterà di poter continuare civilmente. La vendetta la lasciamo agli altri, noi abbiamo bisogno di giustizia e il lavoro che sta facendo l'avvocato e altre persone portano alla giustizia. Sicuramente. Per giustizia in questo caso si deve intendere anche emergenza della verità effettiva, e cancellazione della menzogna, che è stata una menzogna contro la scienza, ribadisco, contro la scienza. Cioè questo è il paradigma che noi dobbiamo ribaltare. Chi ha creduto alla narrativa dei tamponi, chi ha creduto all'efficacia dei vaccini, ha partecipato alla credulità popolare, anche se gli hanno fatto credere che era dalla parte della scienza. Dalla parte della scienza vi erano i medici che curavano come dovevano curare, vi erano gli avvocati che cercavano di capire se le norme erano state rispettate o meno, non chi ha aderito come una pecora o
o come un topo che seguiva il pifferaio magico per cadere poi dentro al diruppo. Questo è un discorso molto importante. Noi che ci siamo e ci continuiamo a battere per la verità, siamo dalla parte della scienza, quella vera. Il problema è che chiaramente purtroppo anche la Commissione è silenziata in questo momento dal mainstream, dai mezzi di informazione. Lei e tutti gli altri di Radio Gamma, di altre televisioni e di altre radio che svolgono una vera informazione, perché non si può neanche più definire controinformazione. Quella che voi fate è la vera informazione, il vero tentativo di accertare la verità, quale è stata e quale è effettivamente. È quello che abbiamo bisogno, effettivamente. Ma di fronte a noi abbiamo un sistema globale informativo che, come ripeto, è stato corrotto ai suoi tempi. Vi sono stati dati decine di milioni a fondo perduto per far raccontare loro la menzogna. È chiaro che adesso che si trovano una commissione parlamentare che fa luce su questa menzogna, devono obbligatoriamente coprire il loro operato nefasto, perché se avessero fatto dei veri programmi di inchiesta, delle vere inchieste, questi giornalai, che io non definisco giornalisti ma definisco giornalai, questi giornalai che all'epoca hanno patrocinato tutte le misure più restrittive e più ampie di obbligo vaccinale, oggi fanno difficoltà a fare autocritica, perché dovrebbero riconoscere di essere stati parte di un sistema criminale. Anche perché loro hanno amplificato certe situazioni. Senza l'amplificazione compulsiva dei media televisivi e cartacei non sarebbe accaduto assolutamente nulla. E oserei dire però quelli video non c'è stato il giornalismo di inchiesta, attenzione. Chi è mai andato a vedere se i tamponi funzionavano veramente? Chi è mai andato a vedere se i vaccini che venivano imposti erano i vaccini che voleva il Parlamento? Nessun giornalista. Questi hanno fatto null'altro se non le casse di risonanza, i megafoni, i pappagalli del governo, del peggior governo che abbiamo avuto dalla storia dall'inizio della Repubblica ad oggi. E le immagini soprattutto hanno un impatto molto più forte nella psiche umana, specialmente se ti fanno vedere certe situazioni. Hanno amplificato proprio in una maniera vergognosa. Certo. Sono tutti messaggi subliminali. Io ricordo quando facevano vedere diciamo che il paradigma sono stati due. Quando facevano vedere le persone che cadevano per strada, vi ricordate? Credo tutti si ricordino, insomma, sì. Quel messaggio subliminale incredibile, e quello proprio tutto nostro, probabilmente la peggiore pagina di menzogna che sia mai stata scritta, che è quella dei camion di Bergamo. I camion di Bergamo che ci raccontavano portassero dentro decine di cadaveri, in realtà erano ogni camion aveva forse una o due, si parlava o due salme, ma attenzione, dalla camera mortuaria al cimitero il tragitto era brevissimo. Chi ha manovrato l'operazione mediatica ha volutamente allungato il percorso per far passare i camion dal centro di città con l'intenzione specifica di creare il panico. Siamo arrivati a questi punti di criminalità, e rammento che chi comandava quei camion era il generale Figliuolo, che poi diventerà l'artefice e l'esecutore degli ordini del governo di vaccinare con un vaccino che non era quello voluto dal Parlamento. Quindi siamo di fronte ad una problematica molto complessa,
questo dico a tutti, questa è una battaglia che necessita di tempo e finalmente siamo arrivati a utilizzare. Io è anni che lavoro su questi temi, approfondisco, continuo a studiare perché sono talmente complessi, anche per una persona come me che tutti i giorni è abituata ad indagare, ma sono talmente complessi che richiedono tempo. E richiedono tempo per capire come hanno tecnicamente alterato la verità. Poi noi l'abbiamo intuita, diciamo che l'intuizione non ha richiesto tanto tempo, ma acquisire le prove tecnico-scientifiche che il potere di quell'epoca abbia truffato tutti i cittadini italiani, questo invece è un lavoro che richiede molto tempo. E quindi da questo punto di vista ovviamente viste anche le dimensioni del nemico, e qui entreremo in un altro campo che credo insomma non sia il caso di evocare in questa situazione, lancio solo il sasso e dico: se le mascherine e la vaccinazione le hanno fatte in Iran o a Cuba piuttosto che in Venezuela o in altri paesi, c'è il suo motivo. Il potere è un potere che è riuscito addirittura a condizionare quei paesi che uno poteva dire sono lontani 1000 miglia da quello da cui è nato tutto, che sono gli Stati Uniti. E poi quindi, certi personaggi vengono addirittura... si aprono degli scenari che sono veramente straordinari. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti è molto rilevante, ma ripeto, riguarda qualcosa che noi in Italia siamo in grado probabilmente di esaminare in maniera ancora più approfondita. Io capisco l'entusiasmo di tutti perché Fauci adesso viene visto per quello che è sempre stato, cioè un millantatore e una persona che ha confuso la scienza con gli interessi diversi che non ha niente a che vedere. È servito alle lobby, quindi. Ma Fauci è in un certo senso trainato, tant'è che significativamente insignito di una laurea ad honorem proprio da una università italiana, attenzione, ma il vero focus, se vogliamo andare ad indagare la falsificazione del periodo pandemico, il vero focus è sull'Italia, è l'Italia che è stato il paese target, e voi in Veneto ne sapete qualcosa. Io fra le altre denunce ho denunciato penalmente anche Grisanti, dottore oggi onorevole Grisanti. Perché? Perché Grisanti ha falsificato tutta la diagnostica di Vo Euganeo. Lei ricorderà sicuramente che Vo Euganeo che era stato chiuso, diciamo. Certo. È stato considerato il cluster, cioè il luogo dove sarebbe stata esplosa per la prima volta la cosiddetta pandemia nel nostro paese. Io ho documentato le modalità e i criteri con i quali lo studio del professor Grisanti ha falsificato completamente quei dati. Cioè non esistevano nessun cluster a Bologna, è stata proprio un'invenzione pianificata in maniera scientifica, in questo caso lo possiamo usare correttamente questo termine, per arrivare a divulgare una realtà fasulla. Lei pensi solo questo, che hanno amplificato i campioni con un gene solo, invece che con i 3 geni che erano obbligatoriamente previsti dal protocollo che Grisanti utilizzava, che i cicli di amplificazione che Grisanti ha utilizzato erano predisposti per trovare falsi positivi. A un certo punto il protocollo che Grisanti ha utilizzato è stato espressamente modificato dal suo autore, che è un certo Corman dell'ospedale Charité di Berlino, il quale ha detto: sopra i 28-30 cicli di amplificazione il mio protocollo individua falsi e positivi. Cosa fa il professor Grisanti?
pubblica i dati anche dei soggetti che sono stati trovati positivi oltre i 30 cicli, quindi sa di pubblicare dati che scientificamente sono falsi perché lo dichiara lo stesso soggetto che ha creato il protocollo che lui ha utilizzato per la diagnostica. Io ho presentato una denuncia su questo, documentata, mi sono esposto in prima persona perché io non amo poi agire per interposta per persona. Vediamo se il professor Grisanti oggi onorevole verrà messo sotto processo penale. Trevisan, il povero Trevisan, considerato il primo morto, anche lui veneto, per Covid, è un falso positivo. Ho documentato che fosse un falso positivo perché addirittura il campione del professor del signor Trevisan non è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità per la conferma, quindi non si poteva nemmeno ritenere che fosse un positivo. Lasciamo perdere poi per appunto dei cicli eccetera. Quindi l'invenzione è stata il Veneto in questo senso è essenziale come regione, perché è lì che è nato il primo cosiddetto focolaio. Il primo morto è stato il primo focolaio, l'hanno fatto nascere in Lombardia, ma il primo cosiddetto morto è questo signor Trevisan, che non è morto affatto di Covid, però viene ancora spacciato come primo morto di Covid. È un quadro sì, è tutta una narrazione totalmente criminale, cioè, anche il fatto stesso qui c'è solo il metodo, sono i metodi, i criteri criminali che sono stati utilizzati per falsificare la diagnostica attraverso reati commessi appunto da organi sanitari importanti, e questa è la verità acquisita oggi. Poi, se ci sarà mai un magistrato che avrà il coraggio di esercitare la sua funzione, la magistratura deve, avuta una notizia di reato, indagare se quella notizia di reato è fondata o meno. Nessun magistrato per ora ha svolto la sua funzione, perché nessun magistrato ha indagato, malgrado ci siano prove schiaccianti della falsificazione sia della diagnostica sia della applicazione dell'obbligo. Si vede che avranno due registri. Hanno un unico, evidentemente c'è un potere così forte che impedisce l'esercizio di una funzione costituzionale. Attenzione, cioè qui stiamo parlando, la giustizia è uno dei tre poteri. Quando uno dei tre poteri viene silenziato dalla politica, perché di fatto i magistrati sono, per non indagare, sono ovviamente silenziati, viene meno anche quello che è il concetto fondante di una democrazia, cioè la distinzione tra ed è grave questo, perché non riuscire a trovare neanche una procura che pregiudica la sostenibilità che viviamo in uno Stato democratico. Sì. Se la magistratura non svolge il suo ruolo e la sua funzione, che è quella di indagare, attenzione, non quando una notizia di reato è certa, ma quando anche è presupposta. Quindi se non si indaga laddove c'è uno scandalo finanziario spaventoso, ripeto, la emergenza sanitaria ha provocato lo spostamento di denaro pubblico in tasche private più imponente della storia e superiore a quello delle organizzazioni criminali, e nessun magistrato va a vedere se è tutto vero quello che è accaduto. Ha saputo offuscare anche la coscienza delle persone. Abbiamo 17 secondi. Io non credo che siano in buona fede, detto proprio. Guardi, mi assumo tutte le io che capisco che l'uomo della strada possa essere. Avvocato, abbiamo un paio di secondi, poi mi parte la pubblicità in automatico. E quindi io vi
Eccoci qui, perché problemi con la linea. Pronto? Avvocato, c'è ancora? Buongiorno, buongiorno. Eccomi qua. Mi spiace, ma la pubblicità parte in automatico e non posso bloccarla io. Io direi che sarebbe opportuno, perché sarebbe interessante per tutti gli ascoltatori anche approfondire in maniera ancora più efficace quanto abbiamo accennato. In particolare credo che interessi tutti capire ma chi è il manovratore di tutta questa vicenda. Però sono problematiche che richiederebbero un'altra puntata. Se lei è d'accordo possiamo, perché insomma a mio parere è inutile che lavoriamo di troppi concetti, già abbiamo detto molto. Sì, troppa carne sul fuoco, a volte si rischia di bruciare. No, va bene, ecco, se lei è d'accordo, compatibilmente col vostro palinsesto, magari ci possiamo sentire, anche perché l'altro ieri c'è stata poi la deposizione del professor Conte, dell'onorevole Conte nella commissione parlamentare, quindi anche questo meriterebbe un focus. Però quello che vorrei rivelare un po' anche a Radio Gamma è proprio un approfondimento di chi abbia manovrato tutta questa operazione, e quindi quel segmento che viene spesso un po' dove ci sono interpretazioni varie. Ecco, io credo che sia importante far capire che siamo arrivati anche ad un punto in cui forse abbiamo compreso poi come è potuto accadere tutto quanto è accaduto, quindi però richiede insomma un'altra ora abbondante di dialogo, e credo che se lei è d'accordo magari lo rimandiamo anche per curiosità dei nostri ascoltatori. Sì, io vorrei aggiungere che le persone devono capire che non devono più difendere una squadra di calcio, ma devono pensare casomai a quello che sta avvenendo e di dare forza anche a chi sta cercando di far emergere queste verità, e casomai anche il valore di questa battaglia trascende completamente anche il problema Covid, e questo ci tengo molto a dirlo, perché questo sistema di inventare una finta paura per spostare denaro pubblico in tasche private, noi lo stiamo vivendo con quello che sta facendo la Commissione europea in questo momento su Riarmo, cioè pensiamo che con la finta paura di una incredibile invasione russa, per dire, invasione russa, cioè un paese che ha 150 milioni di abitanti, che ha un prodotto interno lordo che è un ventesimo di quello nostro, che quindi ha una popolazione che è meno di un terzo della nostra, che ha ceduto volontariamente i 2/3 del suo territorio negli anni 90. Questa nazione qui dovrebbe essere un pericolo per noi europei. È un'altra creazione menzognera alimentata dal mainstream, con l'unico obiettivo di spostare denaro pubblico in tasche, questa volta di case produttrici di armi, non più di case farmaceutiche. Il protocollo è sempre quello, cioè la corruzione. Io sto scrivendo un libro su questo, sulle modalità della nuova corruzione, che i magistrati non riescono ad intercettare perché non c'è la caratura tecnico-giuridica e intellettuale di un Falcone o di un Borsellino. Ma la nuova criminalità pubblica si manifesta proprio creando il bisogno inesistente. È stato un salto quantico quello che è avvenuto. In precedenza la corruzione si manifestava dando una tangente per un lavoro che effettivamente era utile, cioè si costruisce un ponte, si agevola la casa costruttrice amica che ricambia con una dazione di denaro. Con il Covid prima e con la guerra adesso, con la presunta possibile guerra, si manifesta una nuova forma di criminalità delle autorità pubbliche, che è quella di creare
il bisogno inesistente. E questa è veramente la novità dal punto di vista giuridico, che dovrebbe essere intercettata dai magistrati, perché sta diventando un protocollo, e questo è il punto più importante, certo, perché è che io sto collaudata ormai. cercando di far capire. Beh, sì, è sicuramente collaudata. Bisogna dire che mentre col Covid sono riusciti a convincere l'80-90% delle persone, con la guerra stanno perdendo un po' di pezzi, li perdono, ecco, qua e là, insomma. Quindi da questo punto di vista un miglioramento c'è anche stato, fermo restando che noi abbiamo perso tutte le battaglie durante il periodo emergenziale, ma abbiamo vinto la guerra, perché nel 2023, 2024, 2025, 2026 nessuno, se non una minoranza di poveri di spirito, si è più vaccinata per la Covid, ma addirittura poi moltissimi non sono neanche più vaccinati contro l'influenza. Quindi noi abbiamo vinto poi dalla guerra alla fine di tutta la situazione. Avere seminato idee, concetti ragionevoli, intelligenti, ha fatto sì che abbiamo ribaltato i fronti intellettuali in maniera molto forte, malgrado i nostri avversari abbiano poi, lo ripeto, tutto il mainstream in mano. Quindi non è mai inutile testimoniare e combattere. Questa è la mia filosofia di fondo. Poi è chiaro che si possono vincere, si possono perdere le battaglie, ma quello che è essenziale è combatterle. Io non amo deporre le armi perché il nemico è troppo forte. Questo è proprio un procedimento che io non ho mai attuato. Credo anzi che chiunque dica che il nemico non si combatte, che il sistema vince sempre, sia in realtà parte anche purtroppo in maniera conscia o inconscia della capacità del sistema di perpetuarsi. Il sistema malefico, menzognero, criminale si può combattere e lo si può vincere. Questo è quello che dobbiamo maturare come convinzione tutti noi. Se avremo la volontà di capire che il sistema assolutamente fortissimo si può tuttavia scardinare, ecco, credo che questo possa rappresentare per noi un'importante evoluzione verso il raggiungimento del risultato che auspichiamo, e la Commissione parlamentare svolge esattamente questo compito. Quindi certo, non spariamo sulla Croce Rossa, ma cerchiamo anzi di liberare il traffico perché la Croce Rossa arrivi molto velocemente a salvare il paese. C'è da dire effettivamente che anche quello che sta avvenendo, perché abbiamo visto anche la storia, la paura dei migranti, anche quello è un'altra parte, per quello che non bisogna invece credere alla narrazione di quello che ci stanno raccontando in TV. Assolutamente, anzi dobbiamo esercitare lo spirito critico al massimo. Quello che è mancato proprio, il sistema ha agito sul conformismo e il sistema vive di conformismo, attenzione. La capacità di piallare un'intera generazione, i più entusiasti vaccinati sono stati proprio quella generazione Erasmus che appariva come la generazione più libera della storia. Si è dimostrata quella che è nata con i capelli bianchi, perché è stata quella più conforme al potere. È stato un risveglio drammatico, che vuol dire che hanno seminato conformismo, hanno seminato banalità, hanno seminato scarsezza. Del resto noi lo vediamo tutti i giorni, il mainstream è pieno, i giornaloni più letti sono pieni di gossip, di notizie irrilevanti, di notizie distrattive che appiattiscono il senso critico.
Francesco, ma questo non è casuale, questo è voluto, perché si vuole ovviamente assottigliare sempre di più l'intelligenza, e questo è un percorso che viene svolto da anni, anzi probabilmente da decenni, quindi dare spessore, far crescere una generazione che invece abbia forte spirito critico, forte capacità di analizzare i fatti e quindi di esprimere il meglio di quanto l'uomo possa esprimere, questo è essenziale. Dobbiamo sempre tenere presente che sono le elite che fanno la storia, quindi non possiamo convincere tutti perché è impossibile, ma l'importante è che nasca una generazione questa volta meno conformista, meno appiattita sulla menzogna e sulla stupidità, e che sviluppi degli antidoti contro la brutalità del sistema, perché, ripeto, per la prima volta nella storia è accaduto anche che un potere si sia infilato dentro alle cellule di ciascuno dei suoi cittadini, una cosa inverosimile. Qui dovremmo aprire degli scenari su quelli che sono stati i comportamenti che le religioni, in particolare quella cattolica, hanno anche avuto. Io ho fatto una tesi sul passaggio proprio dal diritto ecclesiastico a quello laico, ma questi sono argomenti che poi svilupperemo magari in quest'altra puntata, se avrete occasione diciamo, io ho in memoria le opere francescane che di regola San Francesco apriva le porte ai lebbrosi, e aver chiuso le porte nel periodo Covid, insomma, lì proprio è stato il colmo per certi versi. E questo lo ha fatto il primo Papa che nella storia ha avuto l'ardire di chiamarsi Francesco, attenzione, cioè nulla è dovuto al caso comunque. La contraddizione che lei segnalava tra lo spirito francescano e quindi lo spirito profondo religioso cattolico e la realtà di come la gerarchia cattolica ha gestito il fenomeno della emergenza è uno dei temi forse più interessanti che si potrebbero sviluppare, e sicuramente la predominanza del materialismo che il Papa chiamatosi Francesco, ripeto, primo nella storia, Francesco I è stato, nessun Papa aveva avuto in 1300 anni, 1700 anni, nessun Papa aveva avuto l'ardire di chiamarsi Francesco, per rispetto verso il santo. E per giunta diciamo... in 700 anni. Quindi questo però è un argomento che ci porterebbe molto ci porta un po' fuori, perché si è distrutto il sacro, perché si è autodistrutto il sacro, perché la Chiesa cattolica ha fatto un autogol così potente da dire il materialismo è il mio del destino, è il nostro del destino ed è invincibile, se non da un farmaco. Perfino nei periodi più bui delle guerre, diciamo, le chiese erano inviolabili. Non solo, 3 papi si sono fatti portare in catene pur di non chiudere le chiese, perché la Chiesa per i padri era il luogo di Dio, cioè Papa Francesco I ha chiuso la casa di Dio. Cioè una scelta che per me, ripeto, che mi sono laureato poi in queste materie, una scelta talmente abnorme, talmente contraddittoria, talmente contraria ai principi fondanti, che lascia ovviamente attoniti, ma del resto le conseguenze sono state poi quelle di un abbandono delle chiese globale. Cioè Papa Francesco ha contribuito alla distruzione dell'afflatto dei cattolici verso la Chiesa
come credono in nessun papa, neanche i papi simoniaci, neanche i papi incestuosi, neanche i papi guerrafondai hanno fatto i danni profondi alla Chiesa che ha fatto Papa Francesco I nella occasione della gestione della pandemia, perché ha subliminato l'idea della superiorità della materia sull'anima e sullo spirito. Questa è una macchia talmente grave che non ci vorranno probabilmente secoli per ripristinare i danni, questi danni, ma non vedo chiari io su quello. Ma qui andiamo, ripeto, in un contesto avrei voluto... Ecco, un'altra cosa che a me rammarica invece riguardo alla Commissione è che l'abbiano definito un tribunale politico, ma io non sono per le squadre di calcio, cioè io sono per il bene comune di tutti e via di seguito, ma se vi rendete conto, politici che stanno operando nel giusto, vuol dire che c'è qualcosa di marcio sotto che bolle. Guardi, la grande capacità di chi ha inventato tutta questa porcheria qui è quella di avere una capacità comunicativa sintetica formidabile. Lei pensi agli slogan Novax, siamo per la scienza, voi siete contro la scienza, cioè la semplificazione di concetti falsi è un elemento, bisogna dire, che ha agevolato la diffusione dell'idea che ci fossero dei vaccini che servissero a qualcosa. Bisogna dare atto che le persone amano concetti semplici e che di fronte a degli slogan efficaci li recepiscono e li fanno propri. E questo è quello che accade adesso, cioè si dice la commissione parlamentare è un tribunale politico. È una parola, è un'espressione, è un assioma, che non ha nessun senso, perché in quella commissione tutti possono interrogare, tutti i parlamentari dell'opposizione e della maggioranza con pari dignità e con pari tempo a disposizione possono interrogare tutti gli auditi. È inutile continuare a farci portare a spasso da questi slogan, perché quello che veramente bisogna scardinare è proprio la banalità, la superficialità, il modo così sintetico di trattare argomenti che sono enormi, perché, ripeto, mai nessuno Stato era arrivato a iniettare una sostanza dentro, a obbligare i suoi cittadini a inocularsi una sostanza che chi l'inoculava non sapeva che cosa contenesse. Quando uno Stato arriva ad un'intrusione così forte dentro al corpo umano e lo fa ricattando, perché dice o ti metti questa sostanza o non lavori, non hai il pane, in barba proprio alle leggi costituzionali, di sostentamento. Quando uno Stato canaglia arriva a questi livelli, è evidente che poi dietro c'è uno stuolo di psicologi, di psichiatri, di comunicatori, cioè l'efficacia di certi slogan non è che nasce da un'intuizione, ci sono centrali che lavorano per capire come condizionare la psiche. Questo è il problema. Noi possiamo reagire con la nostra intelligenza, ma il nostro avversario è un avversario che ha mezzi ben diversi. Quindi quando viene detto che la commissione è un organo poi politico, è uno dei tanti slogan per neutralizzare la verità. E questo è un elemento che noi dobbiamo rifiutare, noi dobbiamo approfondire, dobbiamo seminare concetti di verità, perché questo è molto importante, e dobbiamo non deflettere davanti a qualsiasi insulto. Guarda, io ho fatto un dibattito con Pregliasco 20 giorni fa in un format che era ispirato dal cantante Fedez, in cui lui mi ha riempito di insulti, perché non aveva argomenti, ovviamente. Io ho continuato tranquillamente a ragionare come ragiono sempre, cerco di essere come mio stile allineato a questi miei principi e alla fine
credo che sia emerso che a fronte di questi insulti quello che è stato evidente è che lui è stato uno dei componenti, il canterino, ma vi ricordate quello che abbiamo subito? Cioè lui, Bassetti e Grisanti a cantare la canzoncina Vacciniamoci, cioè gente che si presta a prostituirsi fino a questo punto, perché questa è prostituzione pura, cioè prestarsi dietro compenso di denaro perché sono stati lautamente pagati. Segui i soldi e arrivi. Loro che si ammantano di essere degli scienziati, partecipano a quel teatrino, è perché chi li ha condotti a quello sapeva che quel messaggio nella sua follia banale avrebbe però intercettato un certo target di persone. A noi persone e consapevoli è sembrato un gesto di oltraggio alla nostra intelligenza, ma tanta gente quella canzoncina se l'è ripetuta e si è andata a vaccinare. Certo, un ritornello orecchiabilissimo e di conseguenza orecchiabilissimo, eccetera, che è cantato da tre stonati totali che però avevano chiaramente un'aureola, erano stati investiti di un'aureola che li rendeva credibili. Noi dobbiamo ancora studiare tanto su quello che è accaduto, perché i messaggi subliminali che sono stati spediti sono stati incredibili. Ho parlato delle bare, questi canterini, non va dimenticato. Abbracciamo gli anziani, cioè proteggiamo gli anziani, hanno mobilitato Bonolis sì, tutti i personaggi pubblici, cioè per andare a raccontare delle menzogne hanno messo in campo dei mezzi pazzeschi, incredibili, però malgrado tutto noi nella nostra controinformazione, che è vera informazione, siamo riusciti piano piano a far breccia in molte persone. Io non so se oggi imponesse un altro obbligo per vaccinare che cosa accadrebbe, ma non credo che avrebbero lo stesso successo sicuramente. Credo che sarebbe... Lo abbiamo visto con l'antanavirus, qualche mese fa hanno cominciato a dire che girava questo antanavirus, un'altra invenzione ridicola, e io mi sono mosso insieme a Barbara Branzoni e ad altri, abbiamo immediatamente, stavolta ovviamente preparati e avendo l'esperienza che avevamo già avuto, abbiamo chiesto delle prove medico-scientifico-cliniche della veridicità di questa diagnostica. Cioè abbiamo detto: benissimo, voi dite che circola, fateci sapere qual è il mezzo tecnico col quale voi dite che questo è finito l'antanavirus. La narrazione immediata. Ciò che era... ancora prima che è stato cancellato dall'oggi al domani. Per 10 giorni non c'era altro che l'antanavirus. È bastato questo intervento stavolta per far capire che li avremmo subito messi in sede penale, che insomma immediatamente è cambiata, immediatamente è finita. La narrazione è cambiata. Non illudiamoci, il potere ha capacità straordinarie di convincere, quindi noi siamo diciamo sempre... trova anche altre strade, perché adesso con il fatto di vaccinare animali per l'alimentazione umana, ma anche lì siamo intervenuti nel silenzio generale. Bisogna dire che la dottoressa Balanzoli si è mossa anche in quel contesto, certo, e ha credo disarticolato molte dei tentativi che sono stati fatti. Poi è chiaro che questi marciano con la forza che hanno di convinzione. Io bisogna che vi saluti perché ho un po' di impegni adesso. Che dire, la ringrazio in primis. Un abbraccio a tutti e mi dichiaro disponibile comunque se vogliamo ad ulteriori approfondimenti. Certo che sì, specialmente nuovi sviluppi. Io ci sono, basta che mi chiamate. Insomma. Benissimo, avvocato Mauro Sandri, la ringrazio di cuore. Almeno qualche bella notizia c'è, in modo da permettere alle persone che non demordano. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata. Diciamo che per certi versi la battaglia comincia adesso, insomma, comincia adesso. E non bisogna aver paura. No, assolutamente, anzi. Perfetto. Grazie ancora e buona giornata. Grazie. Bene, ci siamo scollegati da il collegamento telefonico con l'avvocato Mauro Sandri,
e giustamente, diciamo, come si parlava prima, la verità lentamente esce un pochino qualcosa. Quello che bisogna non aver paura è che se c'è qualcosa bisogna denunciare e non aver paura, perché un po' alla volta, poi anche il passaparola, perché bene o male certe informazioni vengono un po' censurate oppure non gli viene dato quel risalto sui media e quant'altro. Quindi comunque stanno lavorando. Io auspico di cuore che riescano a portare avanti, che riescano, diciamo, a mettere in moto la nostra magistratura, e poi vedremo il da farsi.